Pronostici pienamente rispettati al termine della sesta e ultima tappa del Giro Sardegna 2023. La tradizione della corsa a tappe organizzata dalla SD Maremonti di Torino Scarpiti è stata rispettata anche in questa 27esima edizione. Oggi, con partenza dal villaggio Colostrei di Moravera, i 450 corridori hanno messo nel mirino il finale in salita, 34,5 km di egual tracciato tra medio e gran giro, che avevano un obiettivo: offrire un'ultima possibilità agli scalatori per sovvertire le classifiche finali. Così non è stato. La tappa ha premiato i detentori delle maglie gialle e rosa della giornata di ieri, decretando senza sussulti finale i vincitori del Giro 2023. Il successo nel Gran Giro è andato a Luca Raggio. Il portacolori della Team Più Sport Levante ha conservato con merito il primato per tutta la settimana. Sapendo di poter contare su oltre 4 minuti di vantaggio, si è potuto poi risparmiare e ha con tutta probabilità deciso di non far parte della volata finale odierna, vinta da Roland van der Sloot del team Brabant in 59 primi e 5 secondi. Luca, parto dalla tappa odierna, sapevi di poterti gestire, in effetti così è stato. Sì, ho controllato soprattutto Roland, che comunque credo sia meritato la tappa, ha attaccato moltissime volte, ho sempre controllato su di lui, poi in salita comunque ho provato a fare il mio passo per fare un po' di selezione e non arrivare in tanti, e poi non ho fatto la volata e abbiamo lasciato giocare gli altri per l'ultima vittoria, dai, sono contento così comunque. Non hai sofferto in nessuna delle 6 tappe dal punto di vista della classifica? Sì, diciamo che mi sono gestito bene, soprattutto forse la prima tappa, come ogni anno, è quella decisiva soprattutto per i distacchi, e mi ha dato la possibilità di poter gestire pochi avversari i giorni dopo con i distacchi che si erano creati, e mi sono difeso nelle tappe forse un po' meno adatte a me e ho cercato di attaccare in quelle che magari erano più per le mie caratteristiche, quindi sono contento e devo fare comunque un plauso ai miei avversari e agli organizzatori, perché è stato divertente, ci siamo divertiti ed è la cosa più importante. Poi vittorie su gare così numericamente importanti possono dare qualcosa dal punto di vista del messaggio personale? Sì, essendo il mio primo anno comunque nel mondo delle Gran Fondo, sono contento di essere venuto qua, avevo messo un bel cerchietto rosso su questa gara, e anche in vista delle prossime gare il mio obiettivo principale è la Maratona delle Dolomiti, e ora prossimamente farò la 9 Colli, quindi sia motivazionale che atleticamente è una bella vittoria. Cosa dire a chi non conosce il Giro? Ma di venire sicuramente, ci siamo passati una settimana di divertimento, di sport e anche un paesaggio davvero spettacolare. Ci siamo visti anche delle belle tappe, dei bei paesaggi, e al pomeriggio tanto tempo libero, quindi una vacanza sportiva, ma se la gode proprio, dai. Tutto rispettato anche nel Gran Giro femminile, dove le doti di scalatrice di Annalisa Prato hanno fatto la differenza sulle salite disegnate tra le gole del Rio Cannas. Anche in questo caso Prato non è arrivata per prima. Davanti a lei Roberta Bussone in un'ora esatta. Ciò che contava per la portacolori delle Officine Matteo era però tagliare il traguardo prima di Jutta Stienen, per centrare così il bis di successi dopo quello conquistato nell'edizione 2022. Sì, sono contenta perché è veramente stata una bella giornata, combattuta, perché devo dire che nulla è stato scontato. Fin dall'inizio siamo partiti subito decisi, prendendo la salita tutta a strappi e colpi di pedale, e con le altre ragazze che erano sempre lì, e poi sul finale della salita sono riuscita ad avvantaggiarmi un po', ed è rimasta con me, poi è rientrata con me Roberta, e siamo arrivate io e Roberta insieme, e ho lasciato vincere la tappa lei, però dietro non vedevo la rivale diretta in classifica, quindi ero tranquilla. Fa impressione vederti con questo fisico esile in piedi sui pedali. Da dove nasce questa energia? Ma innanzitutto io dico sempre che io pedalo perché mi diverto, quindi faccio tanti chilometri in bici, e tutte le volte uscire, anche allenarmi, non è mai una sofferenza per me, ma è un estremo piacere, anzi mi sento più costretta quando non posso uscire piuttosto che viceversa, e niente. Le energie penso derivino dal fatto che per me è proprio una passione, è un modo per stare all'aria aperta e sfogare tutto. 2 successi di fila, in realtà c'è stato anche un terzo nel 2020, era un medio giro un po' più piccolo, adesso viene il bello però. Sì, ma ogni anno è bello tornare qua e combattere, e spero che ci sia di nuovo la concorrenza di quest'anno, se non di più, in modo da conoscere nuove persone, avere nuovi stimoli e darsi ogni volta battaglia.
Poco da raccontare anche nel medio giro in rosa. La settimana, in questo caso, è stata infatti dominata dallo strapotere di Payne Antigone. L'atleta della Cavigan Nice anche oggi ha dimostrato la sua verve agonistica, pur potendo contare su 22 minuti di vantaggio dall'inseguitrice, ha comunque deciso di non risparmiarsi, chiudendo la gara per prima in 1 ora 5 primi e 33 secondi, con un primo e 46 secondi di vantaggio sulla tedesca Anna Giesen. C'era già stato un Antigone 7 anni fa, allora fu un secondo posto nell'assoluto femminile, quest'anno un dominio, 24 minuti di vantaggio. Sì, ma sai, i 24 minuti non sono merito miei, perché sono i ragazzi, il gruppo che ti porta. Allora i minuti non contano in queste gare, io penso, perché il giusto quando siamo tutti femmine e lì vedi, hai capito? Ma quando c'è gruppi di uomini vai con loro e i minuti succedono perché sono loro che fanno il lavoro, non io. Payne, però ci vogliono numeri per poter seguire mentalmente i ragazzi. Hai ragione, questo sicuramente. Te li senti? Te li senti? Sì. Oggi potevi risparmiarti e invece agonisticamente l'hai voluta vincere lo stesso. Sì, perché fare una gara e fare la gara non è che è l'ultimo giorno e devo andare, devo continuare, sì. Cosa diresti a chi non conosce il Giro Sardegna per convincerlo o forse no a fare questa esperienza? È bellissimo, la Sardegna è bellissima e questo giro in particolare, particolarmente è bello perché c'è di tutto, c'è salite, c'è pianure, c'è un po' di tutto, allora conviene a tanti tipi di ciclisti. Non è solo salita o solo pianura, ma un po' di tutto, è molto ben organizzato. L'atmosfera? Bellissimo, sì. Infine il medio giro maschile, oggi il successo è andato a Luca Cingi. Al di là del risultato del confronto odierno, il giro nelle sue 6 tappe ha incoronato vincitore Simone Cerio. Ciò che fa eco però soprattutto l'invidiabile gioco di squadra di tutto l'AS Team Hamig, che anche nella tappa di chiusura ha piazzato i suoi colori sul podio, grazie al secondo posto di Gianluca Raimondi e il terzo del vincitore del giro Simone Cerio. Avete fatto sfacelli? Sì, è andata bene, non pensavamo che andava così, però alla fine abbiamo dominato in tutte le tappe, dai. Poi anche nella classifica generale è andata bene. Avete gestito come un team, un vero e proprio team professionistico, infatti siete stati gli unici ad averla gestita mentalmente così. Sì, ci siamo divisi le tappe e fino alla fine la classifica generale me la sono dovuta sudare, sono sincero, però dai, ci siamo andati d'accordo, ci siamo divisi le tappe e io ho vinto la classifica generale. Team AS Hamig, cos'è? In poche parole è una squadra fatta da un presidente dove io dedico questa vittoria perché è grazie a lui se siamo qua e abbiamo fatto questa fusione per questo evento e quindi dobbiamo ringraziare lui, tutta la squadra. Che cosa dire a chi non conosce il Giro Sardegna? Che deve iscriversi già adesso per l'anno prossimo perché è un bellissimo evento, noi è il primo anno che venivamo e sicuramente ritorneremo anche l'anno prossimo perché eventi con questa organizzazione così in Italia purtroppo non ce n'è. Per tutti, atleti, addetti ai lavori e familiari al seguito, è stata una settimana di agonismo, ma soprattutto di amicizia e condivisione. Sono del resto questi, da sempre, gli obiettivi dichiarati del sempre più magico Giro Sardegna.